Le padrone di casa dell'Imark Rossano, in completa divisa blu, allenate da Massimo Bianchi, giocano con Michela Orso alzatrice, Giulia De Ganno opposto, Tamara Bergamin e Manuela Sgambaro schiacciatrici, il capitano Giulia Rulli e Cinzia Bragagnolo centrali, Irene Gonzato libero. Le ospiti dell'Extend Volley Tombolo in maglia rossa schierano Susanna Zoggia alzatrice, Lisa Baggio opposto, Alessia Luison ed Elisa Rizzato schiacciatrici, il capitano Silvia Prati e Maria Elena Tosetto centrali, Giulia Romano libero. L'allenatore è Matteo Agostini. Avvio sostanzialmente equilibrato con errori su entrambi i fronti. Il Rossano è in evidente difficoltà sulle battute in salto di Alessia Luison e in jump float di Lisa Baggio. I due sestetti si alternano al comando con una o due lunghezze di scarto fino al 17 pari, quando l'Extend mura due attacchi di De Ganno e Sgambaro portandosi avanti sul 20-17. È lo strappo che decide la prima frazione. Le locali fanno il cambio palla con Manuela Sgambaro, ma sono tradite da due errori in attacco e in ricezione che lanciano l'Extend sul 24-20. Le ragazze dell'Imark non riescono a colmare il gap, subendo l'attacco di Elisa Rizzato che mette a terra il pallone del 25-21 per l'Extend Tombolo. Si tes connaissances te disent que t'es barjot, que t'as aucune chance, tu devrais changer de boulot. I primi scambi della ripresa vedono confermato l'andamento ad elastico già visto in precedenza. Nel Rossano la banda numero 9 Anna Maria Giarretta entra per la Sgambaro. Le ospiti continuano a creare problemi alla ricezione vicentina col servizio in jump float di Lisa Baggio, ma le ragazze in blu recuperano con due conclusioni vincenti di Giulia De Ganno rientrando sull'11 pari. Fase centrale equilibrata, in cui si mette in luce per l'Imark la neoentrata Anna Maria Giarretta, con alcune pregevoli schiacciate. Il tombolo risponde con l'esperta centrale Silvia Prati e con Elisa Moletta, subentrata all'opposto Lisa Baggio, ma il Rossano si mantiene in vantaggio di 2 punti fino al 23 pari, quando un errore della difesa procura alle ospiti una palla set, annullata dalla Giarretta. I vantaggi premiano il Rossano, che chiude sul 27-25 con un primo tempo e un muro vincente della valida centrale Giulia Rulli. Dopo un promettente avvio, le locali subiscono la repentina reazione dell'Extend, che si porta in vantaggio sull'8-4 spinto da Luison e Moletta. Il Rossano alterna belle giocate ad errori grossolani, soprattutto in ricezione e in fase di ricostruzione. Per le vicentine, discreta prova in attacco della Giarretta. Bene la centrale Giulia Rulli, quasi sempre a segno quando servita con palla giocabile da Michela Orso. Il punto a punto si protrae fino al break dell'Extend, che allunga fin sul 18-14 mandando in tilt la ricezione dell'Imark. La Giarretta, in palese difficoltà, è sostituita da Sofia Brotto. La Rulli tiene vivo l'attacco vicentino, ma il tombolo risponde con Prati e Moletta, conquistando il terzo set per 25-20 con la schiacciata vincente sulla parallela di Alessia Luison. Alors faites comme moi, alors faites comme moi. Alla ripresa del gioco le cose si mettono subito male per le ragazze del Rossano, continuamente bersagliate dalle aggressive battute in salto di Luison e Rizzato. La Brotto viene cercata insistentemente e costretta più volte all'errore. Sbaglia anche Irene Gonzato, libero con notevole esperienza di categoria superiore. La battuta è il fondamentale sul quale il tombolo costruisce il proprio vantaggio. Luison, Rizzato e Moletta infliggono duri colpi alla ricezione vicentina. L'Extend prende il volo doppiando le locali sul 20-10. Le ragazze in blu perdono lucidità e convinzione, sbagliando molto anche in attacco. Giulia Rulli continua a lottare, riuscendo a murare più volte le avversarie, ma l'ampio margine permette al tombolo di giungere comodamente alla meta, vincendo per 25-16 partita e incontro. È andata meglio rispetto alle altre volte, la difesa e il muro. In ricezione non abbiamo avuto grossi problemi, ma soprattutto rispetto alle altre partite ho notato un gran gioco di squadra. Come si è potuto vedere siamo riusciti ad amalgamarci molto di più rispetto all'inizio del campionato, in cui effettivamente avevamo un po' di difficoltà nelle partite, soprattutto perché ci conoscevamo poco. Adesso siamo cresciute e siamo arrivate ad un livello siamo a metà classifica.
spero di che riusciamo a continuare a giocare come abbiamo fatto questa sera, per poter fare un girone di ritorno tranquillo che ci permetta di salvarci tranquillamente e magari ambire ai playoff se si riesce ad arrivarci, insomma. Siamo partiti un po' con altre ambizioni, però purtroppo ci siamo ritrovati ad avere una rosa ridotta a 8-9 elementi e questo ci permette, con un solo palleggiatore, ci permette di allenarci in maniera molto limitata. La prestazione di questa sera però a livello caratteriale è stata veramente esemplare da parte di tutta la squadra, quindi ce la giochiamo, vogliamo esserci anche noi per il quarto posto, poi se arriverà bene, altrimenti siamo comunque soddisfatti di riuscire a mantenere la categoria per quest'anno. Non eravamo concentrate e aggressive, sicuramente loro hanno fatto la loro ottima partita, noi in ricezione non abbiamo tenuto molto bene i palloni e di conseguenza tutto il resto è andato male. 2 anni fa abbiamo preso una drastica decisione, abbiamo ceduto la Serie C e siamo ripartiti dalla prima divisione che avevamo. Il primo anno siamo andati in Serie D e poi con il giovanile, con la terza divisione Under 16 abbiamo vinto e siamo andati in seconda divisione. Puntiamo a far crescere molto il giovanile, abbiamo puntato anche su uno staff di tecnici, insomma, penso buoni, in modo che possano far crescere le ragazze e anche Rossano in futuro possa avere altri obiettivi magari un po' più ambiziosi. Si tu préfères l'herbe douce et whisky,